è Santa Barbara, questa è la Madonna e questa è Don Bosco. Perché? Perché quando hanno fatto il campanile, la chiesa, Come no? Certo. la chiesa era dedicata ai salesiani. I salesiani, Ascolta, perdonami se è una domanda, ma queste sono le originali, vero? sì, Don Bosco faceva parte dei salesiani e gli hanno dedicato questa campana. Che questa campana è quella che batte le mezz'ore, i 30 minuti. Don Bosco batte l'ora e questa batte i 30 minuti. Due volte, soprattutto i giorni di festa, 2 volte al giorno battono tutti assieme, partono tutti assieme in automatico. C'è un automatismo programmato con un computer giù e sventolano tutte e 4 assieme, che qua dentro non fa starci. Posso credere. Cos'è la Torre Vittoria? Ok, grazie. Oh ragazzi, senza nostalgia, ma io la chiamo Torre Vittoria. Abbiamo anche la Torre Littoria, come Sì. dice il nostro amico. E la Torre Littoria ha una certa altezza, 43, circa 44 metri. Che questo campanile all'origine doveva superarli. E allora qualcheduno a quei tempi aveva detto Senza fare nomi. il campanile non può superare la Torre Littoria, perciò l'hanno fatta alla stessa altezza. La Torre Littoria e il campanile hanno la stessa altezza. Quasi 44 metri. La prospettiva perché Poi su non c'è niente, però si vede meglio il panorama. Però non c'è diciamo già niente. abbastanza bello e uguale. qui non scherzo. Se va su lo vede molto molto meglio. Invece questa, allora, questa non può modificare, no, quella di giù l'hanno modificata isoletta. Sì. Questa è quella di su, modificata per arrivare così. No, È rimasta così. Bellissimo. Sì, infatti. ma ce n'era gente. Se voi vi capita di andare da qualche parte, in qualche locale, qui vicino ci sono delle Sì, fotografie è centrale qualcosa, certo. e voi vedete qui davanti migliaia di gente che lavorava per la costruzione di 1, 2 e 3 parrocchie. Poi sempre nel 38 dicembre è stata inaugurata, hanno fatto l'inaugurazione, chiesa, il campanile, torre ed è stata consegnata ai preti, ai salesiani.